Dovrà essere una manovra che induce una capacità di credito delle imprese italiane non inferiore a 500 miliardi. E poi abbiamo il sostegno alle famiglie, in particolare a tutte quelle partite IVA, lavoratori autonomi che non hanno i cosiddetti ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga e che hanno visto praticamente azzerato in queste settimane il loro reddito. E quindi dovremmo andare verso un intelligente, guardi bene questa parola, un intelligente reddito di emergenza da assicurare a questi lavoratori fin tanto che non potranno riprendere le loro attività. Non assistenzialismo, ma un aiuto per riprendere. Questa è la tesi su cui sono le tesi su cui sta lavorando il governo centrale.